Condiviso la strada e il percorso sia sulle autonomie, sia sul presidenzialismo, sia su Roma Capitale. Ragionevolmente i tempi che porteranno alle definizioni credo che saranno molto simili. Le partite sono intrecciate e saranno portate avanti insieme in una riforma più ampia dell'assetto istituzionale del Paese. Questa è la linea emersa nell'incontro tra il ministro Calderoli e la premier Giorgia Meloni all'indomani della conferenza delle regioni. Certo, sembrano lontani i tempi della campagna elettorale, quando lo stesso leader della Lega Matteo Salvini, lui stesso presente all'incontro, premeva per l'autonomia subito, così il 5 settembre in Piazza dei Signori a Treviso. A me piacerebbe che l'anniversario del referendum, quindi a ottobre, ci fosse in Consiglio dei Ministri la legge quadro, che costa zero, Insomma, resta da ridefinire e ricalibrare la tempistica, ma l'accordo tra le forze di maggioranza c'è. Di ottime notizie parla Luca Zaia, c'è sintonia e da parte del Veneto c'è la piena disponibilità a ragionare sulla legge di attuazione. Le parole del Presidente che in mattinata ha incontrato la delegazione trattante. Ampie rassicurazioni arrivano dal numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto. Quello di oggi a Palazzo Chigi è l'ennesimo passo avanti verso l'autonomia. Un'autonomia che saprà tener conto delle diversità dei nostri territori con dei LEP che garantiranno a tutti un livello di prestazioni eccellenti, ma che responsabilizzerà molto di più le regioni e gli enti locali circa le modalità e le spese e i servizi che erogheremo ai nostri cittadini. Una vera autonomia che metta al centro il cittadino e che metta al centro i suoi bisogni. Intanto continua a far discutere la proposta leghista di insegnare il veneto nelle scuole. Caustico Carlo Calenda: in una nazione come la nostra, dove la conoscenza dell'italiano è insufficiente, come può venire in mente di insegnare il veneto? Fate educazione istituzionale, il tweet del leader di Azione.